Quanto è correlato al concetto di amicizia o anche di semplice conoscenza il contributo d'accesso a Venezia? Moltissimo, perché come giusto sia in un provvedimento che si proporrebbe di limitare i flussi turistici, il residente che invita qualcuno in città può esentarlo dal pagamento dei 5 euro. Tra i veneziani che vedono il contributo d'accesso come definitiva degenerazione di Venezia allo stato di parco a tema a pagamento, questo concetto è quindi sfruttato per contestare il provvedimento distribuendo esenzioni, come ha fatto Marco Rosasalva. Chiacchierando con le persone che scendevano dal treno, eccetera, e presentandomi, quindi diventando ufficialmente conoscente di queste persone e chiedendo se per caso volevano essere esentati dal ticket d'accesso. Conoscente, diciamo, è un eh, concetto residuale che indica esclusivamente, sostanzialmente tutte le persone che voglio io. Alessandro Tonin ha aperto un sito internet. Ho aperto questo sito che è nocda.com in cui appunto vogliamo offrire la nostra amicizia di veneziani e invitare i nostri amici con cui condividiamo l'idea di una città aperta e non chiusa da un biglietto senza gabelle medievali per poter entrare in città senza dover appunto pagare nessun contributo. Queste iniziative non sono piaciute molto in comune. Sul piazzale della stazione Rosasalva è stato fermato dalla polizia locale. Mi hanno preso i documenti, mi hanno chiesto che cosa stavo facendo e eravamo sia loro che io un poco perplessi della situazione perché non mi hanno contestato niente in particolare, perché effettivamente quello che sto facendo eh, in coscienza penso che sia completamente lecito, tant'è che appunto è quello che è permesso dal portale del comune. Nel caso del sito internet, che avrebbe generato circa 2000 esenzioni in 2 o 3 giorni, si è parlato anche di una denuncia alla polizia postale. Non è ancora arrivata nessuna comunicazione di denuncia e nessun atto. Se arrivasse sarei curioso di sapere che norma viene infranta, perché non credo vi sia nessuna norma sul concetto di amicizia, il concetto di conoscenza.